Buona domenica, 32esima domenica del tempo ordinario, amiche e amici, capitolo 20 del Vangelo di Luca. Veniamo catapultati in una delle situazioni sempre così delicate, ecco, a cui Gesù è sovente sottoposto, perché frequentemente Gesù si scontra con queste categorie di personaggi che detengono il potere religioso e quindi anche politico nella società giudaica del tempo. E sempre Gesù deve in qualche maniera essere accorto, deve difendersi, perché questi personaggi appunto, che sono anche divisi tra di loro, diversi tra di loro, perché in questo caso Gesù si incontra con i Sadducei, che sono una corrente ben distinta per esempio dai farisei, no? Però Gesù ha sempre a che fare con questa malizia di fondo, no? Perché sempre questi gruppi di potere tentano di sottoporlo a delle situazioni che sono come delle insidie, dei tranelli, no? Forse vogliono screditarlo, quindi diminuirlo, quindi farlo passare in qualche maniera in secondo piano, o forse magari più crudelmente stanno cercando capi di accusa, pretesti per poterlo accusare e quindi per un'eventuale anche condanna a morte. Siamo già al capitolo 20 di Luca e quindi siamo già molto avanti nel Vangelo. E la questione verte sul tema della risurrezione dei morti. I Sadducei dicono che non c'è risurrezione dei morti, mentre i farisei sì. Allora i Sadducei pongono questa storiella con conseguente domanda provocatoria rivolta a Gesù. La storiella è questa: 7 fratelli, il primo dopo aver preso moglie morì senza figli, allora la prese il secondo, poi il terzo e così tutti e 7. Tutti e 7 questi fratelli muoiono e tutti e 7 devono prendere in moglie la vedova, che è vedova 7 volte di 7 fratelli, poi alla fine, dopo tutti e 7, muore anche lei. La donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie? Chiedono i Sadducei a Gesù, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Questa era la legge ebraica del levirato. Levir significa cognato, cioè è il fratello del marito, il levir, e quando muore tuo fratello e lascia tua cognata vedova e non ci sono stati figli, tu hai il compito, in quanto fratello del defunto, di prendere in moglie la cognata rimasta vedova e garantire una discendenza al fratello che non ha avuto figli, per trasmettere la vita, ecco, perché ci sia anche il nome del fratello che si prolunga nella storia. È una situazione assurda che però tradisce una mentalità, no? Già il fatto che si utilizzi il verbo prendere è significativo, perché il verbo prendere allude anche ad una forma di possesso, di proprietà, come se la donna, la moglie, fosse più una proprietà che non un legame di amore. Sembra che la logica dei Sadducei sembra una logica proprio di questo tipo, una logica di possesso. E infatti Gesù risponde dicendo: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Ora ci domandiamo, la logica della risurrezione, la logica della vita eterna, è quella del possesso, della proprietà, del trattenere per sé, dell'avere per sé, quindi dell'egoismo? O forse Gesù stesso, nella sua Pasqua, cioè nella sua passione, morte e risurrezione, non ci ha mostrato la logica inversa, antitetica, perché lui prende il pane, lo spezza, lo distribuisce, lo condivide e dice: ecco, questo è il mio corpo, no? Che è dato per voi. E Gesù muore proprio dando alla sua morte il senso del dono, della consegna di se stesso, dopo una vita passata a consegnarsi agli uomini per amore, per compassione, per aver cura di loro.
e la risurrezione non è forse legata a questo processo di donazione e non di egoismo? La vita eterna non nasce forse dall'amore di Dio che Cristo ci rivela proprio in questo atto del consegnarsi, del diventare servo, ecco. Secondo pensiero, è bellissima la conclusione che Gesù tira, che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti ma dei viventi. Ecco, il Dio biblico si presenta come il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ma poi è il Dio di Sara, di Rebecca, di Rachele, ma è anche il Dio di Lia, di Agar, è il Dio degli uomini e delle donne, è il Dio di coloro che sembrano benedetti, ma è anche il Dio di coloro che sembravano maledetti e che invece Dio non ha mai maledetto, non si è mai permesso di maledire nessuno, assolutamente, no? Anche la diatriba tra due fratelli che sono in lotta tra di loro, Giacobbe ed Esaù, ecco, alla fine di tutto la Genesi ci fa assaporare l'incontro di due fratelli che secondo Giacobbe avrebbe potuto essere qualcosa di drammatico, perché Giacobbe aveva dei sensi di colpa, aveva scippato la primogenitura da suo fratello, no? E invece poi Giacobbe constata che con suo fratello Esaù non solo si può abbracciare di nuovo, i fratelli si abbracciano, ma Esaù dice: fratello mio, il Signore ha benedetto anche me, perché come vedi ho beni in abbondanza. Ecco, la vita non è stata avara nei miei confronti, la vita è stata generosa, ecco, c'è una generosità. E il Dio biblico si rivela sempre come colui che fa alleanza con gli uomini, no? Che appartiene agli uomini, è il Dio di Abramo, e Abramo viene definito così in tutte le culture, in tutte le religioni che si appellano a lui. Abramo è sempre l'amico di Dio, l'amico di Dio. E allora questo Dio che fa amicizia con gli uomini e che si impegna ad essere fedele a loro, è il Dio che manifesta a noi una tenerezza e un affetto che non verrà meno. E lui è fedele al patto, no? Ed è su questo che si fonda anche la nostra fiducia che ci sarà una vita oltre la morte, ecco. Oltre questa vita ci sarà una vita eterna. E la domanda che ci possiamo fare: quando è accaduto, quando sta accadendo qui, in questa terra, no? Pur in mezzo a tante fatiche, a tante tribolazioni, a tante crisi, a tante emergenze che stiamo affrontando, quando abbiamo sperimentato su questa terra un anticipo di quella vita che ci sarà dopo la morte? Perché il Signore ci dà la possibilità di anticipare qui ed ora il paradiso. Qualche scintilla di eterno arriva dentro e fuori di noi, magari nel nostro stare insieme, nel nostro essere legati gli uni agli altri, nel nostro non essere avidi gli uni nei confronti degli altri. Buona domenica.